Senza fare scalini. E tu porti la roba anche. Ciao, sono Eva, mi trovo qui a Campo Ligure, al Castello Spinola. Stiamo girando un set per Mondi Paralleli, faccio parte della DE Animation e penso che questo progetto sia molto interessante e intrigante, girato in due epoche molto belle. Perché le muovi la barba non bucherà al latte. Ciao a tutti, mi chiamo Claudio Libertino, sono sul set di Mondi Paralleli, siamo qua nel bellissimo borgo di Campo Ligure, alle basi del Castello Spinola. Sono stato chiamato dalla DE Animation al casting, abbiamo fatto una prova costumi in studio e adesso ci troviamo qua per girare le scene. Il mio ruolo in questo set è quello di interpretare una guardia armata genovese che accompagnerà Roberto Spinola al tavolo con i doni.
Mi chiamo Fabio Dessi, ho 33 anni e sono un attore professionista. Ho presenziato al casting per il film Mondi Paralleli e sono stato confermato dalla produzione per il ruolo di Oberto Spinola. Nel set di oggi ho a che fare con Corrado Doria, figlio di Oberto Doria, e con cui mi ritrovo a discutere in quanto mio alleato ma poco deciso, e quindi ci ritroviamo spesso a scontrarci perché abbiamo strategie differenti, diciamo, e io cerco di spronarlo a soprattutto prendere delle decisioni con la sua testa invece di farsi consigliare da altri. Penso che questo progetto sia molto importante per valorizzare il territorio ligure, in quanto i set appunto sono tutti in Liguria e in posti molto belli e che possono sicuramente portare un forte riscontro turistico probabilmente. E il progetto poi comunque è professionale, con tecnici competenti, un regista molto bravo, quindi sono assolutamente felice di partecipare a questo film. Il personaggio che interpreto è Oberto Spinola, un capitano della Repubblica di Genova, alleato dei Doria. Ciao a tutti, sono Oliveri Alessandro e in questo set oggi interpreterò Oberto Doria in una scena dove colloquierò con mio figlio Corrado e con Oberto Spinola di Tattiche Militari. Sono molto orgoglioso di essere membro della D-Animation. Ho già partecipato al progetto precedente Game of Kings, ero nell'8º episodio, facevo la parte dello sgherro insieme a Ivan Improta di Gomorra. E ancora più orgoglioso di partecipare a questa seconda esperienza molto importante che mi renderà sicuramente molto contento, e non voglio assolutamente deludere le aspettative di tutti i miei compagni della DE, dato che mi hanno assegnato il premio 2019 Miglior Talento, quindi sarò pronto a ricoprire questo ruolo e a rendere omaggio al personaggio che era Oberto Doria. Non lo sanno. Per gli attori iniziamo dalla 49, non dalla... Ah, cos'hai? Posto? Grazie. Capelli. Io sono innamorato della DFP. Dopo il 4 aprile. Dici la musica. Anche te però pianti. L'ha scritto Dario. Hai detto pippa 45 volte. Dario deve ripulire tutto, ci mette 30 anni, deve... Ma non sapevo. Dite al limite Ma cos'è? Genoa contro Ajax? 1-1? Genoa contro Ajax? Ajax? Vabbè, ma c'è gente che anche adesso nel 2020. in realtà esatto.
Capitani? Capitani? Siamo nella splendida location di Campo Ligure, nel Castello Spinola, e siamo pronti per girare queste scene in cui io impersono Martino Ventura, che è uno dei capi delle guardie dei Doria. Cos'è per me questo progetto Mondi Paralleli? E la cosa che mi piace di più di questo progetto è la possibilità di viaggiare nel tempo, perché ci sono scenari ottocenteschi e scenari medievali del 1200, soprattutto legati al nostro territorio, la Liguria, tra personaggi inventati e personaggi veramente esistiti. Questa è la cosa straordinaria, e soprattutto puoi farlo con professionisti e soprattutto amici. Non c'è Dario che dice 10 minuti di lavoro di trucco. Ma ringrazia che te sceglierai, io arriverò a Se no chiedi un mascara scarico. Tutti sapranno che tu sei C'è chi si fa fare da questi Sono Roberto Locrasto, consigliere di Genova Liguria Film Commission, e quest'oggi sono a Campo Ligure al Castello Spinola per la nuova produzione della DEA Animation dal titolo Mondi Paralleli. Personalmente sono molto entusiasta di partecipare a questo progetto, un progetto di giovani creativi liguri della nostra regione che si divertono per passione a giocare con il cinema. Il mio augurio è che questa esperienza, sicuramente giocata molto sulla fantasia, possa essere da stimolo per prove anche più ambiziose, per poter affrontare appunto l'ambito della produzione cinematografica, ciò di cui appunto noi ci occupiamo, con strumenti evoluti e con traguardi anche più alti. Ecco. Quindi l'augurio è che questo possa essere un buon inizio, e se il buongiorno si vede dal mattino ci sono grandi speranze. Mondi Paralleli è una produzione indipendente, gli attori e gli staff tecnici partecipano a titolo di volontariato, si ritrovano attorno a un'idea che li convince, che li ha appassionati, trascinati sicuramente dall'entusiasmo della produzione. È una storia che vive tra il fantasy e lo storico e si ambienta in due epoche, nella Londra vittoriana da una parte e dall'altra parte il Medioevo. Come dicevamo prima, è sicuramente notevole, entusiasmante, piacevole vedere appunto che dei giovani si dedichino a questa arte, mettendoci così tanto impegno e senza per forza cercare una finalità di lucro.
Gio, abbassati un pelino, scusa. Perché si vede il faretto sopra. Se riesci di 2 citi ad abbassarti. Se tu riesci ad abbassarlo, ma proprio di tanto così. Qua. Cosa? Bravo. Dici? Andiamo? Sì, prova. Vedi che così lo copre molto meno. Niente registrazione. Ok, 3, 2, 1, Asio. Buona la prima deve essere. Sì. Fai una scelta. Dai, non mi mettere pressione, tranquillo. Fai Sì, non sbaglio sicuro. Bene Sì. Parla ai capitani, che non guardare in camera che c'è. Faccio le entrate, vai. Ok. Entrate! Audio 19:43 partito. Azio. Capitani? E? Tempo di. Ma poi vedrai che viene buona la seconda. Yes. Occhio alle pause, perché hai messo delle pause dentro che secondo me è meglio che le fai in fila. Un pochino più lineare.